29 anni di reclusione al 39enne rom che nel febbraio 2021 sparò e uccise il cugino Yoko, che tutti chiamavano zio, seminando il panico a Borgo Capriolo. La procura aveva chiesto l'ergastolo, tensione tra le famiglie in aula. Ennesimo episodio di violenza. Conegliano, 32enne nigeriano, crea scompigli in un bar e all'arrivo dei poliziotti ne ferisce 2, cerca di prendere la loro pistola. L'uomo arrestato ma è già libero, disposto l'obbligo di firma. A Casale sul Sile, giovane commerciante cerca di bloccare i malviventi che le avevano appena sottratto la borsa e viene spinta a terra. È successo ieri sera. Azienda agricola nel mirino dei ladri a Montebelluna, rubate quasi 2000 piantine di vite. Glera, quarta razzia subita dall'anziano titolare. Ti passa la voglia di lavorare, dice ai nostri microfoni. Temperature in calo netto, il clima anomalo e le precipitazioni imbiancano le montagne venete. Spazzaneve in azione anche in Cansiglio, Grappa e Pian delle Femmine. 2000 giorni dal referendum sull'autonomia. Il ministro Calderoli in queste ore a Vicenza dice: insediata la cabina di regia con i 61 saggi per i LEP. A fine aprile inizia il loro lavoro, a inizio 2024 i primi trasferimenti di materie. Elezioni amministrative, domani alle 12 la chiusura dei tempi per la presentazione delle liste nei comuni della Marca al voto. Ieri sera i 6 sfidanti di Treviso a confronto. Non basta più dire la mafia fa schifo, ci deve essere un cambio culturale di fronte agli studenti dell'Istituto Scarpa di Motta di Livenza. Le parole dell'ex magistrato Alfredo Morvillo, fratello della moglie di Giovanni Falcone, morta con lui nella strage di Capaci. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque la cronaca giudiziaria in primo piano. 29 anni di reclusione per la violenta sparatoria di Borgo Capriolo. La Corte d'Assise di Treviso ha condannato Branko Đurđević per la morte del cugino, che tutti chiamavano zio Domenico. Era il febbraio del 2021 a Treviso. Tensioni tra le famiglie rom in aula. Esclusa la circostanza aggravante di cui l'articolo 577 numero 3 codice penale e applicate le circostanze attenuanti generiche di cui l'articolo 62 bis codice penale ritenute equivalenti alle residue aggravanti, lo condanna alla pena di anni 29 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Non è l'ergastolo con isolamento diurno chiesto dalla pubblica accusa, ma la condanna a 29 anni di reclusione pronunciata a ridosso del mezzogiorno dalla Corte d'Assise trevigiana è comunque pesante. Lo sguardo di Branko Đurđević, 39 anni, dice tutto prima di ritornare in carcere a Venezia. I fatti sono quelli sanguinosi e drammatici dell'8 febbraio 2021, quando in Borgo Capriolo, zona Santabona, l'uomo ferì a colpi di pistola Domenico Gioco Đurđević, 53 anni, morto dopo alcune settimane di agonia al Cafoncello. Per tutti era lo zio, in realtà vittima e carnefice erano cugini. Sullo sfondo una storia familiare complicata e la gestione di una bambina, figlia della compagna di Branko e nipote di Gioco. In aula, così come all'esterno, le due famiglie di origine rom, quasi due fazioni scortate da polizia e carabinieri. Non sono mancate frasi forti e momenti di tensione, come quando Sharon, la compagna di Branko, si è rivolta ai familiari della vittima, tra questi anche Riccardo, figlio di Gioco e padre della bimba contesa, uscito dal carcere di Santabona nelle scorse ore. Siete contenti adesso che vi rovinato la vita? Ma ci hanno rovinato, ci hanno perquisito tutta la vita. Neanche uno deve uscire dal carcere, si impicca! Riconosciuto il tentato omicidio nei confronti di Vera Ola e di Giampiero Petricciolo, rispettivamente figlia e genero della vittima, che il giorno della sparatoria lo accompagnarono ad affrontare il parente. Branco invece è stato prosciolto dal tentato omicidio dell'altra figlia di Gioco, Samantha, saltata l'aggravante della premeditazione. Non è aver escluso l'ergastolo che ci possa lasciare soddisfatti. Quindi siete pronti al secondo grado di giudizio sostanzialmente? Certamente. Partiremo anche da tutte le tesi difensive che non sono state condivise. La difesa nel corso del processo aveva sostenuto l'eccesso di legittima difesa da parte di Branco, chiedendo anche di considerare l'attenuante della cosiddetta provocazione per accumulo. Le tensioni a Borgo Capriolo erano all'ordine del giorno. Per la parte civile invece giustizia è fatta. Credo che
l'entità della pena dica moltissimo su quella che è stata la gravità del comportamento, l'entità del dolo che è stato adoperato in questa vicenda, e al di là del fatto che vi sia stata o non vi sia stata la prova compiuta della premeditazione, è evidente che un'entità di pena di questo genere testimonia l'assoluta considerazione della Corte d'Assise per l'estrema, enorme gravità di quanto è avvenuto. Branko Đurđević, lo avete sentito, è stato prosciolto dall'accusa di tentato omicidio nei confronti di Samantha, la figlia di Gjoko, che si sfoga ai nostri microfoni. Sono stati, dice, 2 anni di inferno. Requisito intanto per essere riconsegnato al comune l'appartamento di edilizia popolare dove Branko risiedeva. 2 anni di inferno per me. Di inferno, perché per mio papà, per me era il mio mondo. E quel giorno quando ha sparato, io non mi dimenticherò mai le parole di quell'assassino. Ha detto: ha ammazzato tuo padre, adesso ammazza anche te. Come ha fatto a togliere questa accusa del non omicidio? E ha sparato, E ha sparato, il proiettile è andato a finire sul muro. E se non c'era mio marito quel giorno che mi tirava, mi sparava direttamente in testa, come ha fatto a mio padre. Perciò l'accusa che gli hanno tolto del tentato omicidio non la vedo corretta. Non la vedo giusta, perché i miei figli, ho 3 bambini, i miei figli oggi potevano essere orfani, sia di padre che di madre. Samantha, figlia di Domenico Gjoko Đurđević, non ci sta. Anche lei, dice, ha rischiato la vita in Borgo Capriolo quell'8 febbraio del 2021. Samantha però non è stata considerata una vittima. Per il suo tentato omicidio Branko Đurđević è stato prosciolto. Samantha è vera, perché erano insieme con la vittima, l'accompagnavano, erano disarmate e risposte in pubblica via a questa sparatoria, e quindi io avevo addirittura nel mio intervento avanzato un'ipotesi quasi di una tentata strage, perché in quell'ora e in quel posto poteva passare chiunque. Certo, poi c'è una perizia balistica agli atti che ha dimostrato quello che ha dimostrato, ma penso che in appello possa dimostrarsi anche il tentato omicidio. L'altro aspetto della sentenza riguarda l'abitazione di edilizia popolare in cui Branko risiedeva con la compagna Sharon, parente quest'ultima di Simone Garbin, figura centrale nell'inchiesta proprio sulle case popolari a Treviso. Si tratta del giostraio quarantenne che, secondo gli inquirenti, prometteva alloggi sicuri alle famiglie rom, millantando contatti con le strutture pubbliche. Le 2 vicende giudiziarie sono ovviamente separate, ma resta il fatto che l'appartamento, come sentenziato dalla Corte d'Assise, tornerà nelle disponibilità del comune di Treviso. Ancora la cronaca, derubata e spinta a terra quando si è accorta del furto. Attimi di paura ieri sera a Casale sul Sirio, dove la 21enne titolare cinese di un negozio di articoli vari è stata aggredita da 3 malviventi, 2 uomini e una donna. Entrati nel negozio l'hanno prima distratta e poi le hanno sottratto la borsa che teneva sotto il bancone. Quando la 21enne ha tentato di bloccare la ladra è stata spinta a terra, mentre i 3 fuggivano con la borsa contenente alcune centinaia di euro. Sul posto per le indagini i carabinieri. A Montebelluna invece la razzia in un'azienda agricola. Nel mirino dei ladri quasi 2000 piantine di vite glera. Per il titolare ultranovantenne è il 4º furto subito. La sua amarezza ai nostri microfoni. Ladri in azione la notte del venerdì santo nell'azienda agricola Martignago a Montebelluna. Forse più persone, intorno alle 4, si sono introdotte nel terreno di via Castagnola sportando quasi 2000 piantine di vite tipologia glera. Bilancio ancora provvisorio, ci racconta il titolare, il signor Mario, 91 anni. Depressivo con raccontarle, preso un po' città. Il furto è stato scoperto solo pochi giorni fa dal figlio del titolare. E da manca qui, ma subito... Dopo vado a lanciare in testa, da qua, cosa va che provo, ormai sono abituato a tutto. Mario Martignago ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, che ora stanno indagando per risalire i responsabili del furto delle piantine dal valore complessivo di circa 8.000 euro. Questo costa 3,10 più IVA, e il 10% è 31, costa 3,41 l'IVA. E dopo manodopera che è no. Negli ultimi tempi in zona sono stati almeno 5 i colpi messi a segno, con i ladri che si introducono nelle aziende portando via piante di vite, causando danni economici significativi. Ormai a bilancio, insieme alle spese extra che ogni anno si mettono in preventivo per guasti ai macchinari o altri imprevisti, spiega il titolare, andranno aggiunti anche i costi legati ai furti subiti. Colpi che si moltiplicano perché, sottolineano i Martignago, quest'anno la domanda è alta mentre l'offerta, a causa delle condizioni meteo, scarseggia. Ma per questa impresa agricola, quella di
venerdì scorso è solo l'ennesimo furto subito e il signor Mario, nonostante la sua forza d'animo, si lascia andare ad un momento di sconforto. L'anno scorso me ne ruba 30, voi mesi ne ruba 25 dei stessi. 4-5 anni fa me ne ruba 50 del Montello. Ti passa voglia di lavorare, in poche parole. Dall'amarezza di questo agricoltore tenace ma ovviamente sfiduciato all'ennesimo episodio di violenza che si è verificato a Conegliano, molto grave anche perché un malvivente ha cercato di sottrarre una pistola agli agenti di polizia. Non ha voluto sentire ragioni lo straniero che stava molestando gli avventori di un bar, tanto che il titolare ha dovuto chiamare le forze dell'ordine. Giunti sul posto i poliziotti hanno tentato di calmare il giovane, che ha subito reagito aggredendoli e tentando di sfilargli pistole sfollagente. Fortunatamente il 32enne non è riuscito nel suo intento grazie all'intervento di un altro equipaggio delle volanti e di una radiomobile dei carabinieri. Questa mattina processo per direttissima. L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, senza fissa dimora, avrà solo l'obbligo di firma. Seconda aggressione, questa a distanza di pochi giorni. Situazione gravissima, denuncia il sindacato di polizia COISP. Chiediamo che cambino un po' le leggi intanto, perché non può essere che queste persone hanno la libertà di aggredire il personale e oltretutto di cercare di sfilargli l'arma. Ricordiamoci che l'arma, una volta che sta in mano a persone sbagliate, può essere utilizzata per fini assurdi, possono uccidere altre persone, quindi bisogna aumentare le pene. È sempre più evidente che le vigenti normative garantiscono a questi soggetti di continuare a comportarsi in modo aggressivo, lesivo e pericoloso, non solo per gli appartenenti alle forze dell'ordine, ma soprattutto per la collettività su cui di conseguenza si ripercuote. L'aggressione continua agli appartenenti alle forze dell'ordine e cercare di rubargli le armi deve essere un monito non solo per il legislatore, termina Berardino Cordone, segretario provinciale del COISP, ma soprattutto per chi dovrebbe tutelare i servitori dello Stato. A tutto questo si aggiunge anche la cronica carenza di personale. Siamo arrivati alle condizioni che a malapena si riesce a formare una volante a Conegliano e qua i reati predatori sono in continuo aumento, a Treviso pure stiamo allo stesso livello, quindi l'unica cosa è far aumentare l'organico. Oltretutto fra non poco con i pensionamenti scenderà ancora di più il personale, come facciamo a difendere il cittadino, come facciamo a controllare il territorio? Adesso l'operazione della Guardia di Finanza di Treviso, controlli ai caselli autostradali e il sequestro di una ingente quantità di gasolio di contrabbando. Partenza da Lipsia, in Germania, destinazione la provincia di Napoli e di qui Malta. In mezzo il territorio del nord-est. Il tir con 24.000 litri di gasolio di contrabbando, al volante un autista romeno, dopo aver fatto ingresso in Italia dal valico di Tarvisio, è stato individuato dai finanzieri del comando provinciale di Treviso durante un controllo al casello di Venezia Est. Il conducente, alla domanda sulla merce trasportata, l'origine e la destinazione del viaggio, ha detto di non conoscere che tipo di prodotto trasportasse e neppure il luogo esatto di consegna finale, esibendo soltanto una lettera che riportava l'indicazione del prodotto, un lubrificante, e i nomi delle società venditrice e acquirente. Ma lubrificante non era. Ad insospettire i finanziari il fatto che sulla base della documentazione per raggiungere la destinazione finale avrebbe dovuto percorrere circa 2.400 km per la sola tratta di andata, il che rendeva l'operazione commerciale del tutto illogica, sia per il tempo impiegato che per i costi, tenendo conto anche del valore della merce. La conferma che si trattasse invece di gasolio e dunque di un prodotto sottoposto ad accisa è giunta dalle analisi svolte dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Venezia. Adesso il clima anomalo, il freddo anomalo di questi giorni, viste le basse temperature, il Comune di Treviso ha ulteriormente prorogato fino al 22 aprile, la proroga era fino al 15, ma ulteriormente di altri 7 giorni la facoltà di accensione degli impianti termici. Intanto nella notte la neve di aprile, l'anomala neve di aprile ha ricoperto le zone montane dal Grappa al Cansiglio, 20 cm di neve ed è dovuto scattare dunque il piano di pulizia della provincia. La nevicata fuori stagione che ha imbiancato il Grappa, il Cansiglio e Pian delle Femmine ha costretto la provincia a far scattare il piano neve. 5 mezzi hanno lavorato per tutta la notte per liberare la rete viaria oltre i 400 metri di altitudine, dove si è formato una coltre di circa 20 centimetri di neve. Il piano era pronto a essere attivato in base alle previsioni meteo che annunciavano possibili precipitazioni nelle zone di montagna. Le ditte incaricate di occuparsene erano state per questo allertate e si erano preparate ad affrontare lo sgombero della neve e la
messa in sicurezza delle strade del comprensorio interessato dalle fitte precipitazioni, che hanno offerto uno scenario insolito a metà aprile. Le operazioni di pulizia delle principali arterie stradali sono iniziate ieri sera e sono proseguite per tutta la notte. Oltre allo sgombero e allo spargimento di sale per prevenire la formazione di ghiaccio, i mezzi in azione hanno restituito strade in sicurezza fin dall'alba di oggi, consentendo la normale circolazione. La guardia nei prossimi giorni non verrà però abbassata. Il meteo continuerà a essere monitorato, così da essere pronti a intervenire in caso di necessità. Dall'autonomia alle elezioni amministrative e poi molto altro, subito dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta con il telegiornale di Treviso. Dunque apriamo la pagina politica e partiamo dall'autonomia. Oggi lo vedete anche dal nostro counter, ne abbiamo parlato anche ieri alla vigilia, i 2000 giorni dal referendum per l'autonomia nel 2017. Proprio oggi il ministro per le riforme per l'autonomia Roberto Calderoli a Vicenza, incontro elettorale ma anche per fare il punto della situazione sull'autonomia. Allora sentiamo le sue parole nelle quali ha aggiornato il cronoprogramma del percorso dell'autonomia. Martedì abbiamo insediato formalmente la cabina di regia, anche se dal 9 di febbraio sta già lavorando, quella che andrà a definire i livelli essenziali delle prestazioni, i costi e i fabbisogni standard. Quindi quel doppio binario sta correndo. I 61 saggi attendono la registrazione della Corte dei Conti rispetto al DPCM di loro nomina. Noi stiamo raccogliendo tutto il materiale in modo che abbiano i contenuti su cui lavorare. Ritengo che da fine di aprile i saggi dovranno dirci quali materie sono riferibili ai LEP o meno, perché quelle di cui c'è la necessità della definizione dei LEP devono avere la definizione per poter essere trasferite. Quelle che non hanno un riferimento ai LEP dal giorno dopo l'approvazione della legge potranno essere trasferite. Ritengo che per la fine dell'anno potremo avere l'approvazione della legge d'attuazione e una buona parte dei livelli essenziali per quelli di cui ci sarà bisogno, e quindi inizio 2024 si inizia a fare sul serio con le intese e il trasferimento delle funzioni. Queste dunque le parole di Calderoli, quindi confermato quello che era la data, inizio 2024 per il trasferimento delle funzioni, a fine di aprile quindi il lavoro sui LEP con i 61 saggi. Intanto poi ci sono i cittadini, ci sono in questo caso i trevigiani, dagli sfiduciati per la lunga attesa agli agguerriti che ci credono, convinti che si possa ancora portare a casa, fino a quelli che ritengono invece che l'autonomia sia comunque un errore. I 2000 giorni del referendum nelle parole dei trevigiani. Se non lo fa sto governo qua, l'autonomia non la fa più nessuno. È una partita ancora da giocare? Assolutamente sì, assolutamente. E cosa si augura a questo punto? Che ci diano l'autonomia, quello, che si possa fare qualcosa, insomma non lo so, adesso vediamo, perché non lo vediamo che non hanno ancora dato delle risposte. E quindi cosa si fa? Si aspetta a vedere che sia tutto allineato giusto anche con le questioni che sono ancora pendenti. Quindi lei ci crede ancora? Costi standard, eccetera. No, vediamo. 2000 giorni vuol dire che non è semplice la soluzione, vediamo cosa succede. Io non sono d'accordo con l'autonomia del Veneto, quindi per me va bene, però non è chiaro, c'è stata una votazione, c'è qualcosa che non torna, penso, no? Penso per chi ha votato e per chi era favorevole a questo può essere sicuramente una delusione, cioè, stanno aspettando appunto quanti giorni mi hai detto? 2000. 2000 appunto, sono tanti anni. Sono passati esattamente 2000 giorni da... Lo so, vedo che c'è scritto ogni giorno sul vostro coso. Fermo qualcosa. E che cosa? Rivoluzione col Mitra a Roma. Dai, speriamo che questa cosa faccia giudizio. Non si capisce dove sia il problema, se è qui o da un'altra parte. E secondo lei dove sta? Secondo me da un'altra parte. Dove? Dove diciamo c'è il comando, quindi giù a Roma, ovviamente. Capisco i veneti che magari vogliono l'autonomia, però secondo me in uno Stato, diciamo, italiano,
io resterei, diciamo, con delle idee non di autonomia, resterei con delle idee che siamo tutte province poi in uno Stato complessivo. Da quegli altri di prima non c'era da aspettarsi niente, li conosciamo chi sono, poche balle. E questi qua non potete pretendere, non possiamo pretendere che in 6 mesi e un anno facciano tutto. E dall'autonomia alle elezioni amministrative, da oggi un mese esatto al voto per le elezioni amministrative. Molte liste sono già state presentate, tra oggi e domani la presentazione ufficiale delle liste, domani alle 12 si chiude la tempistica per presentare ufficialmente le liste dei comuni al voto con i candidati sindaco, candidati consiglieri, e domani avremo il quadro completo della situazione. Intanto ieri sera a Treviso un confronto, il primo confronto a 6 tra gli avversari di Treviso. Aeroporto, Parc Vittoria, Terraglio Est e Quarto Lotto sono le infrastrutture e la mobilità a tenere banco nel confronto fra candidati andato in scena all'Auditorium di Santa Caterina quando manca un mese esatto al voto. 6 candidati, 6 per altrettante visioni della città, così su sosta e pedonalizzazione. Abbiamo in azione di realizzare altri 15 km di piste ciclabili. Certamente vogliamo un centro pedonalizzato, ma sarà una pedonalizzazione progressiva. Va ristudiato il centro, va ristudiata la pedonalizzazione e va ristudiato l'edificazione all'interno della città. Dentro il centro parcheggi più piccoli e diffusi, e il mio sogno è togliere completamente le auto nel tempo in un certo numero di anni dalla vista per collocarli dentro dei parcheggi contenitori. Più parcheggi, meno traffico evidentemente, più ecologia per il centro, più possibilità di arrivare anche per chi non deambuli nella maniera migliore, per i portatori di handicap, per gli anziani. O le auto le vuoi progressivamente allontanare e dare spazio alla gente, oppure porti le macchine così si continua così come adesso. I problemi legati alla pedonalizzazione sono che se c'è una pedonalizzazione senza un cronoprogramma e senza un progetto, quella roba non è pedonalizzazione, è desertificazione. Mario Conte, da sindaco uscente, rivendica il lavoro fatto. Giorgio Denardi, per il centro-sinistra, attacca su qualità dell'aria e lentezza dei cantieri, punta sulle nuove generazioni, l'area riformatrice di Nicolò Rocco, politiche per la natalità promette Luigino Rancan del Popolo della Famiglia, mentre Ugo Moro, per il Partito Comunista, intende accelerare su opere e lavoro. Per i 5 Stelle di Maurizio Mestriner, ambiente ed energia sono la priorità per una città sostenibile. Quanto alla prima mossa da sindaco, nel caso di elezione, le idee sono già chiare. Creeremo attraverso uno sportello che possiamo chiamare portierato di quartiere, uno sportello facilmente accessibile dai nostri anziani, dove lì all'interno troveranno risposta a tutte quelle che sono le loro esigenze. Siccome reddito di maternità, se vuole in parallelo con reddito di cittadinanza, che invece darli ai cittadini con problemi economici le diamo alle neomamme. Penso che per fare grandi cose serve una grande squadra, quindi la prima cosa di cui mi occuperei, sulla quale mi concentrerei, è quella di creare la squadra degli assessori, della giunta. L'ospedale pubblico e immediatamente l'attività per tutte le pratiche amministrative e diplomatiche per la Grande Treviso. Tutti gli sforzi possibili per far partire comunità energetiche in ogni quartiere di Treviso. Il comune si metterà a capofila mettendo i pannelli in primis sugli edifici pubblici. Chiedo un incontro al sindaco e alla giunta uscente. I primi 6 mesi si lavora insieme sul PNRR, è un progetto di tutta la città. Il mio imprinting invece sarà le consulte di quartiere. E ieri sera a Santa Caterina per il confronto c'era anche lei, Antonella Tocchetto, capolista del Partito Democratico e per tanti mesi indicata, lo sappiamo, come sfidante di Mario Conte per il centro-sinistra. Lo ammetto, dice oggi, non essere tra i candidati mi dispiace, nel 2028 le candidate saranno tutte donne. Beh, ieri quando sono arrivata lì effettivamente mi è dispiaciuto un po' non essere candidata, lo dico sinceramente, un po' mi è dispiaciuto di non vedere nessuna donna lì. Sembrano le fotografie del 1970 dove c'erano i Mazzarolli piuttosto che altri candidati che si scontravano.
In realtà questo, diciamo così, non si addice a una città dove le donne stanno lavorando molto bene. Non nasconde un pizzico di amarezza Antonella Tocchetto, capolista del Partito Democratico, che sostiene Giorgio De Nardi, candidato sindaco per Treviso. Tutti sanno che era il suo il nome più quotato tra i Dem, ma in nome di un'alleanza più ampia del centro-sinistra si è optato per un profilo meno divisivo. De Nardi, appunto. Il mio passo a lato è stato fatto perché credevo nel progetto e credo ancora nel progetto di De Nardi. Però non ci sono solo io, ci sono tante donne, quindi se non c'ero io poteva esserci qualche altra donna. E questo secondo me sarebbe stato un bellissimo segnale per Treviso. Tocca sempre alle donne fare il passo di gatto. Sì, però nel 2028 ci saranno 6 donne, questo sarà il mio impegno. E lei sarà una di queste? No, questo non lo so, lavoreremo per trovare delle donne candidate e voglio veramente che ci siano 6 donne candidate per le prossime elezioni. Questo ce lo devono, anche perché, ripeto, non è una questione al femminile, che sarebbe anche, come dire, una diminuzione. È proprio perché ci sono tante donne in questa città, di tutte le trasversalmente, destra, sinistra, centro, che hanno molte cose da dire, sono impegnate nella società come professioniste, come lavoratrici, come mamme, come donne impegnate nella società, che fanno funzionare veramente il loro lavoro e la loro famiglia e purtroppo non sono mai candidate a cariche così importanti come la candidatura a sindaco, perché ricordiamoci che l'ultima candidata con ampio margine è stata la Maria Luisa Campagner e parliamo ancora dell'era Gentilini. Possibile che in tutti questi anni non sia emersa una candidatura femminile forte? Ai posteri l'ardua sentenza, come si dice. Ha lanciato dunque la provocazione e la riflessione Antonella Tocchetto. Tra i temi della campagna elettorale c'è il trasporto pubblico. Proprio oggi novità su nuovi mezzi MOM in servizio. In questi giorni la prima tranche di 18 autobus, tra cui un ibrido a metano snodato a grande capacità di trasporto. È uno degli investimenti sul rinnovo della flotta che vedrà l'azienda di trasporto mettere sul piatto 10 milioni di euro nel 2023. In totale 28 autobus in fase di consegna dopo i 39 acquistati nel 2022 con oltre 6 milioni di investimento. Si sta inoltre concludendo in questi giorni la gara per la fornitura di altri 21 veicoli elettrici per il Comune di Treviso, con un investimento superiore ai 22 milioni di euro finanziati dal Piano Strategico Nazionale Mobilità Sostenibile e dalla PNRR. Sul fronte della fruizione, il 2022 ha chiuso con una netta ripresa della domanda di mobilità pubblica, quasi 27 milioni di passeggeri trasportati da MOM, oltre 10 milioni di viaggi in più del 2021, quando si era assistito a una timida ripresa post-Covid. Queste le cifre di MOM. E poi ci sono altre cifre, quelle di Electrolux. La direzione dello stabilimento Electrolux di Susegana ha comunicato ai lavoratori la previsione di interrompere per 2 intere giornate la produzione il 21 e 28 aprile prossimi a causa della necessità di rimodulare i volumi produttivi sulla flessione di domanda registrata. Lo hanno comunicato nel pomeriggio le RSU, sottolineando come invece fino allo scorso mese, nel 2023, la fabbrica abbia chiesto prestazioni di lavoro straordinarie. Per tutti gli addetti sono state perciò calendarizzate in queste 2 giornate 2 giornate di cassa integrazione. Una notizia, quella di oggi, con questa previsione di interruzione di lavoro in 2 giornate, che arriva proprio nel giorno in cui intanto, qualche ora prima, i sindaci del Coneglianese avevano espresso soddisfazione per il recente maxi investimento di 110 milioni di euro proprio nello stabilimento di Susegana. Quello che sta facendo Electrolux per noi è la conferma che questa è l'Inox Valley ancora. Non sarà più l'Inox Valley dei grandi volumi produttivi, ma è sicuramente l'Inox Valley delle grandi capacità tecnologiche portate sul prodotto e sul processo produttivo. A pochi giorni dall'incontro avuto con gli emissari della multinazionale svedese, i sindaci di Susegana, Conegliano e Santa Lucia si sono seduti a un unico tavolo per incontrare la stampa e sottolineare come la decisione di Electrolux di investire 110 milioni di euro nello stabilimento trevigiano costituisca un segnale positivo per l'intero territorio in termini di occupazione e di indotto. La soddisfazione è di non ragionare più a una cosa che sembrava decotta, che procurava
i cortei sulla Ponte Bana di tutte le parti civili di questo territorio a difesa di uno dei pilastri dell'economia della sinistra Piave, e adesso ragionare invece attorno alla prospettiva che un grande gruppo internazionale di levatura mondiale abbia scelto lo stabilimento di Susegana come il suo fiore all'occhiello per la trasformazione tecnologica, cioè implementare la parte produttiva più moderna. Susegana, stabilimento da 250.000 metri quadrati di superficie, diventa centro strategico per Electrolux e al di là delle rivendicazioni e delle cautele di sindacati e lavoratori, agli amministratori spetta il compito di avviare una nuova stagione di dialogo che consenta all'intero comprensorio di beneficiare di questa consolidata presenza. Altro fronte è quello viario e in questo senso tornano d'attualità due discusse opere anche alla luce del completamento della pedemontana. Conegliano ha aggiornato il progetto della tangenziale sud. È un progetto di oltre 4 km per circa 75 milioni di euro. Adesso lo porteremo all'attenzione sia ministeriale che regionale perché riteniamo che la tangenziale sud si deve fare assolutamente. Abbiamo assoluta necessità che la viabilità sia all'altezza delle nostre esigenze. Noi abbiamo un tema molto importante sicuramente a Santa Lucia con la famosa opera del casello autostradale. Oggi pensiamo che l'ultimazione della pedemontana ci possa far ripartire questo concetto. Sua sorella, il magistrato Francesca Morvillo, morì insieme al marito Giovanni Falcone nella strage di Capaci il maggio del 1992, una data impossibile da dimenticare. Oggi l'ex magistrato Alfredo Morvillo ha parlato di mafia agli studenti dell'Istituto Scarpa di Motta di Livenza. È l'inno d'Italia ad inaugurare la mostra itinerante L'eredità di Falcone e Borsellino, ospitata dal 15 al 29 aprile nell'aula magna dell'Istituto Superiore Scarpa di Motta di Livenza. Foto e frasi che ripercorrono la vita dei due giudici uccisi dalla mafia. Noi oggi ricordiamo la vita di due uomini che si sono sacrificati nella loro semplicità, nella loro quotidianità, credendo e scegliendo i valori che con passione e con determinazione hanno portato avanti. Un taglio del nastro che ha visto la testimonianza forte, toccante, vera di chi la mafia l'ha conosciuta in prima persona sotto tanti punti di vista. L'ex magistrato Alfredo Morvillo, fratello di Francesca, moglie di Falcone, uccisa nell'attentato di Capaci. Un racconto, il suo, di quella che oggi è la mafia in Sicilia, o meglio a Palermo. Il problema della mafia non è un problema soltanto militare, degli omicidi, delle stragi, eccetera, no. Non è quindi un problema soltanto repressivo, è un problema essenzialmente culturale. Per oltre 40 anni come magistrato Morvillo si è occupato di mafia. Oggi, dice, il momento repressivo ha raggiunto livelli di efficienza eccellenti e questo ha portato ad arrestare i principali latitanti. Lo Stato, io devo dire, ha pagato questo debito che aveva nei confronti di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato medesimo. Ma, aggiunge Morvillo, ora la lotta alla mafia passa attraverso il cambio culturale. Io, da fratello di una delle vittime, cognato di una delle vittime, preferirei che tanta gente non venisse alle commemorazioni a dire che la mafia fa schifo, ma che si dedicasse seriamente ad un'operazione sociale, etica. Ricorda le immagini dei funerali di Falcone e Borsellino, della rabbia dei palermitani in quei giorni drammatici. Di queste urla del 23 maggio e del 19 luglio che cosa è rimasto? Sono rimasti dei gridolini, dei cinguettini. Borsellino e Falcone sapevano che con molta probabilità sarebbero stati uccisi dalla mafia, eppure non hanno mai fatto un passo indietro. Noi palermitani abbiamo un debito nei loro confronti. Palermo dovrebbe essere la capitale dell'antimafia e invece purtroppo ancora non ci siamo, perché evidentemente questa cappa mafiosa da un punto di vista sociale, ambientale, è talmente radicata nel territorio che ci vorranno forse generazioni e generazioni. Un'ultima considerazione, Morvillo la fa sulla sensibilità e l'attenzione che sempre più il Veneto e il Nord dimostrano nei confronti della lotta alla mafia, una vicinanza dimostrata in manifestazioni ma anche piccoli gesti come quello dell'Associazione Bersaglieri di Chioggia. Ogni venerdì fa apporre dei fiori accanto alla sepoltura di mia sorella. Davvero importanti le parole di Morvillo. Prima di passare a Belluno, un appuntamento importante e imperdibile per tutti voi che amate gli alpini, perché domenica mattina dalle 8:45 vi racconteremo in diretta
l'adunata sezionale degli alpini di Treviso a Motta di Livenza. Saranno oltre 1000 le pennere che sfileranno domenica mattina. 89 i gruppi che si ritroveranno dalle 8:45 con l'ammassamento sulla Livenzetta per poi raggiungere Piazzale Predonzani per l'alza bandiera. A seguire la sfilata lungo il centro per raggiungere il sagrato della Basilica della Madonna dei Miracoli per la celebrazione della Santa Messa. Al termine poi le penne nere si sposteranno verso la locale sede del gruppo alpini per gli interventi delle autorità. Una adunata, insomma un evento che Antenne 3 seguirà per tutta la mattina dalle 8:45 fino ad arrivare poi alla nostra prima edizione in diretta con commenti e interviste, quindi da non perdere, ve lo ricorderemo anche domani, domenica mattina dalle 8:45 in diretta. Adesso andiamo nel Bellunese. E ripartiamo dalle montagne innevate, inevitabilmente montagne imbiancate che si vedono sin da lontano, e il record a Misurina, in comune di Auronzo di Cadore, uno strato di sino a 40 centimetri di neve fresca che ha ricoperto infatti nelle ultime 24 ore le montagne bellunesi. Il record appunto secondo il bollettino ARPAV aspetta Misurina, dove si è registrata la punta massima, ma abbondanti nevicate hanno interessato anche il Passo Mauria, Cortina d'Ampezzo, Falcade, Alleghe e l'Alpago. Questa nuova perturbazione ha portato anche un significativo calo ovviamente delle temperature. Nuove nevicate saranno possibili fino a 800 metri di altitudine, quindi le nevicate anomale di questi giorni. L'altra faccia della medaglia è invece l'innalzamento della temperatura, che comunque è generale e circostanziato dappertutto. È un tema che ha portato purtroppo a causare la tragedia della Marmolada, lo ha certificato una ricerca dell'Università di Padova. Il tragico crollo del ghiacciaio della Marmolada è stato causato dall'aumento delle temperature. Questo emerge dallo studio di un team internazionale di ricercatori coordinati dal professor Aldino Bondesan dell'Università di Padova. Abbiamo avuto per 2 mesi temperature che erano di oltre 3 gradi superiori alla media. Questo ha generato una grande quantità di acqua di fusione. Quest'acqua è penetrata dentro il ghiacciaio e è andata a costituire una sorta di serbatoio all'interno del grande crepaccio, che poi corrisponde al punto in corrispondenza del quale abbiamo avuto il crollo. Il 3 luglio dello scorso anno, alle 13:43, si sono staccate improvvisamente dal ghiacciaio della Marmolada circa 64.000 tonnellate di acqua, ghiaccio e detriti rocciosi, originando una valanga che ha travolto e ucciso 11 alpinisti, mentre altri 7 sono rimasti feriti. Il ghiacciaio della Marmolada è oggetto di studio da decenni da parte dell'Università di Padova. Oggi abbiamo più di 300 collassi all'anno che avvengono in varie parti del globo e altrove anche con effetti più catastrofici, per esempio in Canada. Le alte temperature hanno sciolto velocemente il ghiaccio infiltrato dall'acqua, che ha fatto da cuscinetto con la montagna, favorendone il distacco. L'energia sismica rilasciata dall'evento è stata paragonabile a un terremoto di magnitudo pari a 0,6. Forse non è neanche pensabile interdire tutte le aree di alta quota in funzione del rischio che è aumentato. Forse quello che sarebbe necessario è una maggior consapevolezza da parte degli escursionisti e sicuramente un incremento negli studi e nei monitoraggi delle aree che sono sensibili. Torniamo a Belluno invece adesso per parlare degli alberi da abbattere in Piazza dei Martiri. È stata fissata la data. Soluzione drastica, ma in base alle relazioni degli esperti inevitabile. Alcuni alberi di Piazza dei Martiri, infatti, dovranno essere abbattuti. Lunedì partiranno i lavori per l'abbattimento di 4 alberi in Piazza dei Martiri, nei giardini di Piazza dei Martiri, e la potatura particolare su altri alberi. Per quanto quello che dovrà essere fatto sia doloroso, almeno però c'è la certezza che nuovi alberi verranno piantumati, anche se il tutto dovrà essere fatto in coordinamento con la soprintendenza, cui spetta l'ultima parola sulla piazza. Mi sento di aggiungere che i nuovi alberi sostitutivi verranno ripiantumati a seguito di un progetto da approvarsi dalla competente soprintendenza.
trattandosi appunto di area vincolata quale bene culturale. Ricordo che i giardini furono realizzati sulla base di un progetto dell'architetto Alpago Novello. Adesso il caso del lupo morto a Sovramonte dopo l'impatto con un'automobile, l'abbiamo raccontato ieri, e dei 4 anche deceduti nell'Alessandrino nel giro di poche ore. Questi 2 casi diventano oggetto di attenzione da parte di EMPA, anche perché viene fatto notare come nel Bellunese da febbraio sia il terzo ad essere investito nella stessa zona. Sui corpi di questi animali le autorità stanno conducendo le analisi dovute, ma per EMPA è forte il sospetto che possono essere stati addirittura avvelenati. L'Ente Nazionale Protezione Animali dichiara che ci troviamo ad affrontare una reale e diffusa emergenza bracconaggio, auspicando che il governo si adoperi per tutelare le specie selvatiche che oggi più che mai vedrebbero minacciata la loro stessa conservazione. Aiutare i cittadini ad affittare le proprie abitazioni, inutilizzare, è anche un modo per rinvigorire il turismo, il ripopolamento. Con questo fine nasce un progetto in Val Belluna. Trovare una casa in affitto non è facile, eppure nel Bellunese un'abitazione su 2 non è occupata. A dirlo sono i dati Istat 2019. In Val Belluna la situazione è leggermente migliore. Le case non occupate sono 1 ogni 3. Partendo da questo, tra Sospirolo, Santa Giustina, Cesio Maggiore, San Gregorio nelle Alpi e Sedico, nasce il progetto Primavera Casa, che vorrebbe invertire la tendenza, ritenendo che una casa non occupata significhi solo spopolamento, incuria, costi materiali e immateriali per chi le possiede e per la comunità che ci convive. C'è proprio una diffidenza che noi vorremmo intercettare e cercare di accompagnare in maniera tale che ci possa essere appunto una scelta dei singoli e possibilmente anche un po' un processo di contaminazione tra proprietari, perché in qualche modo si passi l'idea che l'impiego della casa chiusa, il riutilizzo della casa chiusa sia un'opportunità per tutti. In una prima fase di progetto verranno attivati una serie di servizi di consulenza. Gli interessati al progetto Primavera Casa saranno accompagnati a riattivare la propria abitazione, affiancati da un team con molteplici competenze messi a disposizione nel corso di un primo incontro individuale e nel sopralluogo della casa stessa. C'è da dire che c'è uno spauracchio o una consapevolezza un po' distorta rispetto a questo problema, nel senso che effettivamente le percentuali ufficiali di insolvenza di problematiche sono minori rispetto alla paura diffusa di fare questo tipo di scelta. Nella scelta se tenere un immobile chiuso a deperire e trovarmelo come costo familiare può essere uno scenario certo, sicuramente quello che stiamo proponendo è impieghiamolo e la bilancia costi-benefici andrà sicuramente in favore di questa seconda opportunità. Fine dei lavori per la chiesa di San Martino a Valle di Cadore, uno dei luoghi più suggestivi che si scorgono percorrendo la strada statale 51 di Alemagna. Il 1 maggio alle 14:15 si svolgerà la cerimonia per la riapertura dello storico luogo di culto, il cui versante dopo Vaia aveva richiesto, lo ricorderete, lunghi lavori per la messa in sicurezza. Al termine della cerimonia verrà celebrata la prima messa, dando la possibilità ai cittadini di tornare in quello che è il vero cuore della comunità. Appuntamento dunque il 1 maggio. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Una perturbazione posizionata sul centro Italia influenza parzialmente anche il nostro territorio. Vediamo allora il dettaglio di sabato 15 aprile. Sul Veneto inizialmente tanto sole, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità nel pomeriggio, quando sui monti non mancheranno dei rovesci, in locale sconfinamento anche alle pianure limitrofe. Venti moderati in pianura da nord, temperature stazionarie, minime tra 2 e 7 gradi, massime tra i 13 e i 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo degli spazi soleggiati al mattino, poi cielo più nuvoloso con precipitazioni in montagna e anche sulle aree circostanti.
Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove in cielo si alterneranno tratti soleggiati e annuvolamenti. Sui settori più settentrionali saranno possibili anche delle piogge. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 17-20 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.